Un grande nome dell'imprenditoria veneta ed italiana a sostegno delle autorità pubbliche sanitarie in questa delicata situazione di emergenza. Avviene a Portogruaro, provincia di Venezia, dove la holding della famiglia ha donato una cifra sostanziosa, 1 milione di euro, per la realizzazione di una recovery room dotata di 7 posti letto che andranno a rafforzare la capacità di accoglienza e cura della struttura dell'USL 4 Veneto Orientale per la terapia intensiva. È una ulteriore stanza di terapia intensiva che però è dedicata a coloro che devono entrare e uscire dalla sala operatoria, cioè prima e post l'intervento chirurgico, ma che all'occorrenza viene chiusa e utilizzata ad esempio per casi come questi che stiamo vivendo in questo periodo del coronavirus, in cui c'è bisogno di posti letto di terapia intensiva attrezzati, appunto perché sono quelli più importanti, perché salvano la vita delle persone. Si tratterà di una realtà sopraelevata e distinta fisicamente dall'edificio ospedaliero esistente, ma complanare al gruppo operatorio per ottimizzare percorsi e dislocazione del personale, concepita secondo le più moderne tecnologie all'insegna di una sostenibilità ed efficientamento coerenti con le più aggiornate concezioni di impatto ambientale. L'aspetto maggiormente interessante è che il gruppo donatore si occuperà direttamente dei lavori e dell'allestimento dell'area, evitando i tempi della pubblica amministrazione che rischierebbero di trascinare oltremodo le fasi di realizzazione dell'opera. Nonno Gaetano, capostipite dell'attuale generazione di imprenditori, era molto legato a quest'area del Veneto ed il progetto rientra nell'ottica di una visione familiare radicata nel territorio e mantenuta durante i decenni. La nuova struttura diventerà fondamentale anche in prospettiva futura per la chirurgia dell'ospedale portogruarese. Realizzeremo in tempi brevissimi questa struttura, perché verrà proprio realizzata dai donatori, e quindi noi pensiamo che nel giro di qualche mese saremo pronti per l'inaugurazione. Nel territorio abbiamo i nostri, io dico i nostri, chiaramente siamo famiglia allargata, i nostri collaboratori, eccetera, eccetera, e lavoriamo sempre insieme. Lavorando insieme si ottengono sicuramente buoni risultati, e i risultati devono anche ritornare alla comunità e quindi alla popolazione. E questo ce l'ha sempre insegnato nostro nonno, e noi lo continueremo sempre a fare, perché fa parte ormai del nostro DNA. Noi, essendo un'azienda energivora, perché il vetro è energivoro, però abbiamo cercato di ottenere l'energia in modo rinnovabile e in modo ecosostenibile. Quindi stiamo molto attenti a questo. Credo che in questi anni siamo riusciti molto bene in questo intento. Oggi la comunità ha sicuramente bisogno di una mano e noi siamo appunto pronti a darla.